coppia di morosi di una volta. Ascolta Teresa, stasera, quando che vieni lì a casa tua a mangiare come al solito, come tutti i sababi, e di a tua mamma che non stai a farmi sempre pasta e fasioi di nuovo, pasta e fasioi, che dopo mi voglia di scorreggiarmi bien brontoni di pasta, voglia di andare al cesso, dico, che anche la minestrina, dico che mi fa. Va bene, dai, ascolta, va bene. Arriva a cena di nuovo pasta e fasioi ancora sul piatto, e lui la guarda e mangia sta pasta e fasioi, e va lì somare e che ne butta ancora, no, butta, ma mangia che è buoni, dai, e mangia ancora sta pasta e fasioi. Dopo un quarto d'ora comincia a fare che effetto, tacca prontoni di panza, voglia di scorreggiare, e scusami un attimo che vai fin fuori a sapere un fiato d'aria, e va fuori lì di una siepe, si rende l'una, tira su le braghe, e che ne moja una scagassata, e si gira per guardare, vede che non l'è più. Ma come? La era qui? Ma era qua. E quel bravo tira di sopra che va in cerca della merda e non la trova. E se trova il suocero davanti, il muso lì, che lo guarda. Ma cosa che te fa qua, quel bravo che tirate so? Mi scusi, ho perso l'orologio. Non trovo l'orologio. No, te trova l'orologio e ti si qua quei braghe tirate su che te va in cerca dell'orologio. Certo che stasera qua succede di quelle robe strane qua a casa mia. Ti che te va in cerca dell'orologio, quei braghe tirate su. E il gat che corre pa' cucina con una merda in cima a scheda.